Sanità padovana sotto shock per l'improvvisa scomparsa del dottor Piero Realdon, direttore del distretto sociosanitario Padova Terme Colli dell'ULSS 6 Euganea. È la notizia che non avremmo mai voluto dare, scrive nel comunicato ufficiale diffuso in mattinata la direzione generale dell'ULSS 6, che si stringe con affetto ai familiari. Il dottor Realdon, che avrebbe compiuto 65 anni il prossimo 15 settembre, si è spento nella serata di ieri colpito da un malore fatale mentre era a casa. Siamo increduli e sconvolti, così il direttore generale Paolo Fortuna, che aggiunge: ci stringiamo attorno al figlio e ai familiari del nostro caro Piero, ben consapevoli di quanto ha dato alla sanità del nostro territorio. Anche il presidente della regione Luca Zaia ha sottolineato come la scomparsa del dottor Realdon sia una perdita per tutta la sanità veneta, descrivendolo come un raro esempio di umanità, preparazione professionale e dedizione al lavoro. Anche il presidente dell'Ordine dei Medici, Domenico Crisarà, ha espresso la sua personale stima per un professionista che ha dato tanto alle cure territoriali.